Una giornata intensa quella di ieri a Lampedusa in merito di soccorsi. Ecco, lei è stato presente, ha informato gli organi di stampa puntualmente e costantemente. Ecco, ci vuole aggiornare un po' di quello che è successo ieri? Allora, sulla giornata di ieri si sono poi materializzati, si sono dispiegate tutta una serie di situazioni che si erano presentate già nella giornata di sabato. Innanzitutto la Capitaneria è intervenuta in mare per 2 distinti episodi di naufragio, salvando complessivamente 57 persone e portandole a Lampedusa. Circa una trentina in questo caso, rispetto alle domande che sono state fatte ai naufraghi, dovrebbero risultare dispersi. Il luogo dove il naufragio è avvenuto è al di fuori delle nostre acque territoriali e verosimilmente in acque tra le acque SAR maltesi e quelle tunisine. La seconda questione, quella che ci ha tenuto più direttamente in attività, è quella di uno sbarco di fortuna, in realtà di un naufragio, ma un naufragio avvenuto a terra, sostanzialmente un'imbarcazione per effetto delle cattive condizioni del mare è arrivata a ridosso della costa di ponente di Lampedusa e avventurosamente 34 persone, per fortuna non c'è stato alcun disperso, si sono assiepate su un'insenatura interna a una scaffa negli scogli a circa 7-8 metri dal mare, ma con altri 35-40 metri di dislivello sopra la testa, su una timpa da quella parte dell'isola. La Capitaneria, che li aveva subito individuati, ha provato a più riprese ad avvicinarsi nella pomeriggio e nella serata di sabato e ancora di nuovo la mattina di domenica, ma ha dovuto desistere perché le condizioni del mare peggioravano e non poteva operare con la necessaria sicurezza. Allora si sono studiate assieme ai Vigili del Fuoco le possibilità di intervenire diversamente. Nel frattempo, sempre Capitaneria e Vigili del Fuoco hanno calato delle provviste dall'alto con dei verricelli e hanno potuto così alimentare e dare acqua a queste persone, che comunque, rispetto anche al monitoraggio che faceva la Capitaneria via mare, erano abbastanza al sicuro. Per quanto il mare fosse molto forte, questa insenatura li proteggeva sufficientemente. Sono state calate anche delle coperte, oltre che i generi di conforto, e questo ha consentito di preparare e predisporre delle operazioni di soccorso che sono state anche molto complicate. Le abbiamo dovute coordinare noi come autorità di pubblica sicurezza. C'era sul posto il funzionario che in questo momento segue le operazioni sull'isola, il dottor Castelli, che ha preso dalla Capitaneria, soprattutto dai Vigili del Fuoco, della possibilità che era già stata attivata di interessare il soccorso alpino e speleologico. Sono arrivati questi tecnici da Trapani, mentre da Catania sono arrivati gli elicotteri con i quali elicotteri dei Vigili del Fuoco e della stessa struttura del soccorso potevano operare a ridosso della costa e attendendo un momento favorevole a leggero calo del vento si è dato inizio alle operazioni. Le operazioni sono cominciate intorno all'1 meno un quarto e intorno alle 5 erano terminate, avendo portato in salvo tutte e 34 le persone, tutti adulti. Adesso non ricordo esattamente la distribuzione tra uomini e donne, comunque se non sbaglio erano 17 uomini e restanti donne. Anche tra questi tutte persone in buone condizioni, tranne una donna incinta che è stata messa in osservazione ma che non correva alcun pericolo
per il resto sono stati rifocillati, rianimati e portati all'hotspot. Si tratta per tutti si tratta di subsahariani, quindi provenienti dall'area subsahariana, e tutti quanti riferivano di essere partiti giovedì sera.